frigoristi, operatori nell'antincendio, nel settore della climatizzazione ed ancora elettrauti e autoriparatori. Eccoli qui impegnati in un corso per l'iscrizione all'albo provvisorio che consentirà loro di ottenere il patentino per operare sui gas floranti. Le lezioni sono tenute dalla Confartigianato di Agrigento. Il 12 aprile si chiude la scadenza e quindi noi stiamo facendo formazione e informazione per quanto riguarda l'iscrizione che si farà online. Naturalmente noi offriamo la totale assistenza a tutte le aziende per tutto l'iter che c'è da fare, da qui dall'iscrizione semplice fino al rilascio del patentino vero e proprio. E in questi giorni la Confartigianato è impegnata attivamente su un altro fronte che rappresenta una novità importante. Le imprese che adesso vogliono lavorare con il pubblico, non c'è più la procedura del cottimo fiduciario o l'appalto pubblico per dare un servizio all'esterno da parte sia di un ente locale che da una scuola pubblica o tutto ciò che è il pubblico in genere. Adesso le imprese bisogna che si iscrivano alla Consip che attraverso il MEPA elargisce queste famose richieste da parte degli enti pubblici, e la Confartigianato d'Agrigento è l'unica associazione di categoria che oggi è da assistenza per l'abilitazione e per l'RDO che la Consip emana attraverso il portale del MEPA. Come vi state preparando? Ci stiamo organizzando con tutti i nostri uffici, i nostri collaboratori, sia in ambito comunale sia in ambito provinciale, in modo da assistere le imprese in tutto ciò che ritiene la Consip. Quindi da noi possono venire per prendere informazioni, ma nello stesso tempo per facilitare anche il loro caricamento dei prodotti e per informarli sull'attività che la Consip mano a mano fa. Quindi per chi vuole lavorare con il pubblico o per chi vuole continuare ancora a lavorare con il pubblico, dall'impresa di manutenzione, dall'impresa che produce prodotti per informatici oppure dall'impresa che commercializza, in genere deve iscriversi immediatamente alla Consip, perché col decreto Monti adesso tale decreto ha imposto alle imprese pubbliche, quindi dal comune alla scuola pubblica, per capirci, ha imposto che devono acquistare qualsiasi servizio, qualsiasi prodotto attraverso la Consip. Quindi se un'impresa non è iscritta alla Consip non può accedere al mercato della pubblica amministrazione.